Il primo assaggio di basket in rosa dopo mesi di grande buio arriva da qui, dal Palaviena di Selarus, dove va in scena la 10ª edizione del Memorial Saba triangolare dedicato alla memoria di Salvatore Saba, storico dirigente della compagine giallonera che organizza appunto il torneo. A partecipare sono le 3 squadre sarde che prenderanno parte alla prossima edizione del campionato di Serie A2, le padrone di casa ovviamente della Techfind San Salvatore e il CUS, che si affrontano nella partita inaugurale che vi stiamo per trasmettere. Poi ovviamente anche la Virtus Cagliari, che invece sarà di scena domani nel derby cagliaritano contro il CUS. Questo torneo rappresenta intanto una preziosa occasione per le squadre per saggiare la condizione in vista dell'inizio del campionato ormai imminente. Si partirà il prossimo 3 ottobre, chance doppiamente importante e interessante questa per il CUS Cagliari, che nel prossimo weekend andrà a difendere la bandiera del basket sardo alle Final 8 di Coppa Italia, che si disputeranno in quel di Moncalieri. Per gli appassionati ovviamente del basket in rosa isolano, questa è una preziosa occasione per scoprire le novità delle 3 squadre, tante per la Techfind, che ha rinnovato praticamente tutto il roster con gli innesti di Simioni, Granzotto, Manzotti, Cutrupi, Ceccarelli e la Bab, più il ritorno di Francesca Mura, che è assolutamente di casa da queste parti. Nuova anche la guida tecnica con coach Fioretto, che dopo diversi anni torna ad allenare nel settore femminile, dunque altro elemento di curiosità. Conferma in blocco invece per quanto riguarda il CUS Cagliari, che ha puntato forte sul gruppo, che ha fatto molto bene negli ultimi anni in generale, ma in particolare nella scorsa stagione, specialmente nel girone d'andata, tanto da conquistarsi appunto la partecipazione alle Final 8 di Coppa Italia, complice comunque anche l'esclusione forzata di Campobasso, che nel frattempo aveva ottenuto la promozione in Serie A1. Sono partite Landi e Novati sostituiti da Prosperi, che è arrivata da Umbertide, e da Petrova, che invece è arrivata da un biennio in A1 con la Canotta di Torino, ma che conosce ovviamente molto bene i parquet sardi, vista la lunga militanza in precedenza con la Canotta della Mercede Alghero. CUS Cagliari che giocherà il 25 settembre alle ore 21 contro le padrone di casa di Moncalieri, dunque sfida molto difficile. In caso di successo andrà a affrontare una tra La Spezia e Alpo. Attende invece l'esordio in campionato sul campo di La Spezia il San Salvatore. Coach Fioretto schiera così la sua prima Techfind, seppur in versione non ufficiale. Giulia Simioni in posizione di playmaker assieme a Marta Granzotto, una delle più esperte di questa squadra, sarà chiamata a indicare un po' la via alle compagne. Poi vediamo Munia e la Bab, se non vediamo male c'è anche Adriana Cutrupi, e poi dovrebbe esserci Silvia Ceccarelli in quintetto. Dall'altra parte coach Federico Sciascia schiera uno starting 5 così composto: Arianna Puggioni con Giulia Prosperi, Erika Striulli il capitano, e poi Anna Ljubenovic con Eugenia Caldaro. Queste ultime 2 giocatrici andranno un po' a comporre la batteria delle lunghe. Gli arbitri di questa contesa sono i signori Rudellat e Curreli, dunque stiamo per dare avvio in maniera definitiva, ufficiale, al 10° Memorial Salvatore Saba, che ricorda, come detto, la figura di uno dei dirigenti più rappresentativi storici di questa compagine, e permettetemi anche a nome di tutta la redazione di Directa Sport quest'oggi di esprimere anche un ricordo davvero caloroso e affettuoso per un altro dirigente storico di questa compagine, Vincenzo Tedesco, che purtroppo se n'è andato via la scorsa primavera e che senz'altro ci mancherà tantissimo. Ancora qualche istante di attesa, intanto prima della palla 2 di questa gara il signor Curreli va a verificare qualcosa a ridosso nella postazione degli ufficiali di campo. Arriva l'ok, e allora, detto delle 10 giocatrici in campo, ora siamo pronti a tuffarci nel racconto di questa gara inaugurale del 10° Memorial Salvatore Saba. Il primo possesso è per il CUS Cagliari con Giulia Prosperi, che ha ceduto all'indirizzo di Arianna Puggioni. C'è Ljubenovic ancora a beneficio della compagna in canotta numero 1. Caldaro cambia lato, va ancora dalle parti di Prosperi, una situazione abbastanza intricata, si inventa sostanzialmente un tiro la giocatrice ex Umbertide, che non trova altro che il primo ferro. Buona
dal punto di vista dell'aggressività la prima difesa della Techfind San Salvatore, ed ecco Giulia Simioni in cabina di regia. Profilo interessante e assolutamente nuovo per quanto riguarda la Serie A2 femminile italiana. Parleremo del suo percorso nel corso di questa telecronaca. Intanto seguiamo questa iniziativa a spalle a canestro di Adriana Cutruppi, che ha di fronte a sé un avversario mica da ridere come Ana Ljubenovic, che le rende infatti complicatissima la vita, non le consente di trovare la strada nemmeno con il passo d'incrocio, e poi c'è anche la violazione di 3 secondi, ragion per cui il CUS Cagliari ha già ripreso il gioco con la rimessa da fondo campo, e stavolta la giocatrice che va a incaricarsi di dare avvio alla trama offensiva è il capitano Striuli. Ljubenovic ancora lontano da canestro, Caldaro prende posizione invece in post basso, è accoppiata con Cutruppi ancora oltre l'arco da Puggioni, poi Granzotto che va a metterle pressione, e la Bab un po' in ritardo con lo scivolamento difensivo sulla partenza in palleggio di Ljubenovic va a spendere il primo fallo di questa partita, fallo segnalato dal signor Currelli e rimessa in attacco per il CUS Cagliari quando se ne sono andati 1 minuto e 5 secondi di questa gara, e canestri ancora inviolati qui al Palavienna. Prosperi ha trovato Ljubenovic sulla rimessa, attende l'uscita dei blocchi di Striuli, che però è marcata d'anticipo da Simioni. Allora l'end off per Prosperi che parte verso destra, contenimento sul pick and roll per el Labab, scarico fuori in ritmo discreto Puggioni per il tiro da 3 punti, infatti lo mette. Arianna Puggioni arriva da un'ottima stagione con il CUS Cagliari, una stagione in cui ha acquisito ulteriore maturità e consapevolezza, in diverse circostanze è risultata anche decisiva, non solo con il tiro da 3 punti, suo marchio di fabbrica, ma anche con tante cose interessanti all'interno della partita, pure nella metacampo difensiva. Belle extra pass qui per mettere in ritmo Ceccarelli, sbaglia ma c'è l'ottimo lavoro di Cutruppi al rimbalzo offensivo, una delle sue doti migliori. Simioni, lo scarico per Granzotto, fuori Ceccarelli, preferisce tornare dentro, non c'è spazio perché collassa verso il pitturato la difesa del CUS. Può partire Puggioni dall'altra parte, ancora non ha realizzato il San Salvatore. 7,55 da giocare mentre attacca Ljubenovic. Striuli, c'è il taglio di Caldaro, servita vicino a canestro, la stoppata però di Cutruppi che fa valere in questo caso tutta la sua struttura fisica. Simioni raccoglie il palleggio e la Bab se la sente da 3 punti, una mattonata però, e allora può raccogliere agevolmente il rimbalzo Ljubenovic. Chiamata maglia stavolta nell'attacco delle universitarie per Erika Striuli, poi Ljubenovic. Prosperi tutt'altro che timida in questi primi minuti di partita, poi la partenza di Striuli contro Simioni, concesso il primo passo forse un po' troppo facilmente, la giocatrice che fa parte stabilmente della nazionale svizzera. Granzotto per Cutruppi, l'uscita ancora di Simioni dall'altra parte, mette i piedi a posto, il tiro da 3 in questo caso è corto per l'ex capitano di Newcastle nella massima divisione del basket femminile inglese, che trascorse ovviamente in patria Giulia Simioni. Vedremo che impatto avrà con la Serie A2 italiana. Intanto altro attacco per il CUS, qui Ljubenovic con astuzia, con mestiere trova un taglio profondo che inganna, e la Bab costretta un po' ad appendersi alla maglia dell'avversario. Giusta la chiamata del signor Rudellat, è rimessa in attacco per il CUS Cagliari con 6 minuti e 55 secondi da giocare nel corso del primo quarto. 3-0 in favore della squadra universitaria. Ljubenovic si smarca in uscita dal blocco e la Bab va a sporcarle il pallone. Pronto il primo cambio per Roberto Fioretto con l'ingresso con la canotta numero 22 di Camilla Demetrio Blecic. Esce la Bab che deve essere preservata dal punto di vista disciplinare, deve cercare di spendere troppi falli. Ricordiamo peraltro che in questa gara coach Fioretto deve fare a meno di una delle novità di questa stagione, ovvero Giulia Manzotti, precauzionalmente fuori a causa di un piccolo problema al ginocchio. La vedete in panchina, si è comunque allenata e verosimilmente potrebbe scendere in campo anche per la gara contro la Virtus prevista per sabato. Intanto altro fallo della difesa, è già il quarto di squadra se non andiamo errati per il San Salvatore. Attendiamo la segnalazione. Coach Fioretto osserva in piedi, seduto invece il collega Federico Sciascia. Interessante anche la sfida tra due coach esperti, con
buonissime idee di pallacanestro, quel pallone che arriva in mezzo angolo praticamente per Prosperi, stoppata però da Ceccarelli, buona l'energia anche qui difensiva per il San Salvatore, pescato il backdoor di Ceccarelli, poi fuori Granzotto, Ceccarelli, la partenza contro Ljubenovic, trova uno scarico veramente complicato per Kutrupi, si arrabbia con se stessa Ceccarelli, ex Udine tra le altre, scarico in angolo per il tiro da 3 punti che preparava Arianna Puggioni. Prima però il signor Currelli ha ravvisato il fallo di Caldaro che, già pronta a rimbalzo, cercava di tagliare fuori in maniera irregolare Adriana Kutrupi. Gioco fermo e doppio cambio per il Cus con l'uscita di Prosperi, il primo ingresso in partita di Rachele Niola, una delle tante confermate nella stagione nel Cus Cagliari. Fuori anche Caldaro, dopo il fallo speso in precedenza c'è spazio per Federica Madeddu, altra giovanissima a caccia di una ulteriore maturazione, sperando insomma che la sua stagione possa essere continua dal punto di vista anche fisico. Non sempre è stata fortunata Madeddu, ma quando ha avuto l'opportunità di mettersi in mostra davvero raramente ha deluso. Qui cerca il blitz sul pick and roll, Ljubenovic esagera, un po' in ritardo con lo scivolamento, allora va a spendere il fallo appunto sullo show difensivo. Specialità della casa, visto che siamo in tema, l'anticipo per quanto riguarda Rachele Niola sulla linea di passaggio. Ovviamente 2 punti facili in contropiede, 1 contro 0 per la giocatrice che milita con i colori del Cus Cagliari ininterrottamente dal 2016. Bel movimento spallacanestro da parte di Kutrupi, giocatrice molto attesa per quanto riguarda la tech find, e finalmente il San Salvatore ha realizzato il suo primo canestro dopo quasi 5 minuti di impasse offensiva. Ljubenovic mette tanto il pallone per terra, qui va a rischiare anche qualcosa su Camilla Demetrio Blecic, che però secondo i 2 arbitri ha commesso il fallo, e dunque primo personale anche per la giocatrice numero 22, doppia sostituzione ancora per il Cus Cagliari. Sara Saias al posto di Arianna Puggioni e poi Alexandra Petrova, anche lei come detto nuovo innesto cussino che va a rilevare Ana Ljubenovic. Cus Cagliari che, come ci ha confessato in sede di presentazione di questa partita coach Federico Sciascia, ha caricato tanto dal punto di vista del lavoro fisico nel corso di questa settimana. Sono ben 7 gli allenamenti sostenuti dalla squadra rossoblu, che intanto non riesce a realizzare, quindi una situazione molto vantaggiosa con Petrova pescata da Niola con un buon pallone, dimenticata totalmente dalla difesa e forse anche un po' disorientata dal fatto di essere totalmente priva di marcature. Petrova ha sbagliato. Dicevamo Cus che ha aumentato i carichi dal punto di vista atletico, che è lecito attendersi magari anche un po' imballato sulle gambe man mano che la partita andrà avanti. Vedremo però cosa ci proporranno insomma questi 40 minuti sul parquet del Palavienna di Selargius, mentre assistiamo alla circolazione offensiva della Techfind con Granzotto che si infila dove non c'è praticamente spazio, lei invece lo trova e trova anche un buonissimo scarico per Adriana Kutrupi. Arrivano degli applausi copiosi per questo possesso offensivo della Techfind, propiziato da una bella intuizione di Marta Granzotto, e Adriana Kutrupi dunque si porta in lunetta. Occasione per presentarla un po' più nel dettaglio, giocatrice calabrese, classe 1996. Lo scorso anno ha strabiliato il finale di stagione prima dell'interruzione, ovviamente con Viterbo, rifilando anche una gran doppia proprio al San Salvatore. San Salvatore che ha voluto insomma evitare problemi andando a ingaggiarla per il prossimo campionato di Serie A2. Parte Granzotto stavolta verso sinistra, sbaglia però lo scarico che nelle intenzioni era destinato per Giulia Simioni. Pallone schiacciato per terra di Niola per Madeddu, altra stoppata per Ceccarelli. Si accende la panchina della Techfind che non trova continuità nella metacampo d'attacco, ma si esalta per queste giocate difensive. Dovrebbe essere arrivata in precedenza infatti già la terza stoppata di questa partita. Intanto avete assistito anche al ritorno sul parquet del Palavienna di Francesca Mura, che a tutti gli effetti può essere definita una
dell'ex di questa partita. Ha terminato la scorsa stagione con la canotta del CUS, sempre trovato tantissimo spazio, ma lei stessa l'ha definita un'esperienza positiva e formativa alla corte di coach Federico Sciascia. Ha lasciato un ottimo ricordo, un'ottima traccia insomma anche a sa duchessa Francesca Mura, che ha preferito comunque tornare a casa. Tanti errori dopo mesi e mesi di inattività, e anche direi legittimo. Chiamata maglia ancora per il CUS. Prosperi tornata sul parquet, in punta c'è Federica Madeddu, guarda il canestro. Prosperi vuole lavorare con Petrova, è pronto il raddoppio sul post basso. Petrova con una riapertura molto rischiosa, 3 secondi per il tiro del CUS Cagliari, deve affrettarsi Niola, il piazzato dalla media è sbagliato e non di poco, e allora un pallone che verrà affidato alla TechFind San Salvatore, mentre le indicazioni di Fioretto sono tutte per Camilla Demetrio Blecic. Punta tanto su di lei in questa stagione il tecnico cagliaritano, uno dei prospetti migliori usciti dal vivaio di Viale Viana negli ultimi anni. Qui il consegnato, e poi Simioni che può volare fino al capolinea a realizzare i primi 2 punti della sua avventura con la canotta della TechFind. Siamo in parità 5-5, punteggio molto basso in questo primo quarto, ma insomma in qualche misura, come detto, ce lo aspettavamo. Qui sospetta anche infrazione di passi forse per Prosperi, che parte e poi serve Sara Saias. Riesce Sara Saias con la mano destra ad appoggiare al vetro il 7° punto della gara per il CUS Cagliari. Dall'altra parte è già post basso per Adriana Cutrupi. Arriva Madeddu in soccorso in qualche modo a Petrova, si gira dall'altra parte, però fa tutto benissimo ancora la giocatrice della TechFind, che davvero promette molto bene in vista della prossima stagione. Ha una batteria di lunghe invidiabile la TechFind, tanta fisicità, tanta presenza sotto i tabelloni, a rimbalzo anche d'attacco come abbiamo già visto in questa partita. Anche lunghe che amano essere in qualche modo dinamiche e correre il campo quando è possibile. Prosperi intanto fa saltare l'avversaria, Petrova dentro, schiacciato per terra. Madeddu non è prontissima alla ricezione, ma non demorde, molto brava qui perché recupera il pallone e con il lay-up permette al CUS Cagliari di riportarsi sul +2, 9-7 il punteggio sul tabellone, mentre ci avviciniamo all'ultimo minuto e mezzo di questo primo quarto. Ancora ricezione profonda per Adriana Cutrupi contro Petrova da Blecic, dall'altra parte un cross per Camilla Demetrio Blecic. Allora Rachele Niola da quest'altra parte preferisce rallentare un po' il ritmo dell'attacco del CUS. Si inizia con un pick and roll tra Prosperi e Petrova, che mette il pallone per terra contro Blecic. Non c'è lo spazio per tirare, va fuori da Madeddu, ma è tutto vano perché il signor Rudelat va a segnalare un'altra infrazione di 3 secondi. Sostituzioni che arrivano copiose ancora, perché c'è da dosare ovviamente lo sforzo in questo allenamento congiunto in vista degli impegni ufficiali. Pinna e Pandori dentro per la TechFind, c'è invece Sofia Sorbellini per il CUS, esce Niola. 1:20 da giocare nel primo quarto e Denise Pinna andare a prendersi la regia. Dunque in questa fase finale la prima frazione per la TechFind. Pandori, classe 2003, una delle migliori sorprese dello scorso campionato. Qui trova Cutrupi, il tiro viene accolto in qualche modo dal ferro e dunque siamo ancora in parità a quota 9, ultimo minuto del primo quarto. Cutrupi senz'altro la giocatrice più brillante tra le giallonere in questo avvio e dovrebbe essere anche la miglior marcatrice. Intanto Sorbellini cerca una linea di passaggio, la trova a beneficio di Saias, che non ha paura da 3 punti. Sara Saias, a proposito di giovani con la faccia tosta, attenzione a questa ragazza classe 2001, cresciuta ad Assemini con un passaggio formativo ad Alghero in Serie A2, crescita esponenziale anche per lei, un po' come per Puggioni e per Madeddu da 12 mesi a questa parte. L'avete vista, non ha paura di prendersi anche responsabilità e lo ha fatto anche nello scorso campionato. Altra sostituzione intanto, fuori Madeddu, come di consueto per lei, tanta energia, insomma una struttura fisica che continua peraltro a crescere. Questo è un altro tema interessante, perché il CUS Cagliari la può proporre insomma sotto canestro, può dire la sua a rimbalzo
Federica Madeddu. Intanto Demetrio Blecic in lunetta ha sbagliato il primo e poi anche il secondo tiro libero. 28 secondi sono quelli che ci separano dal termine del primo quarto. Ancora chiamata maglia per il Cus con Prosperi che riceve lontano da canestro, sale poi Caldaro, mette troppo le mani addosso qui Demetrio Blecic, secondo fallo personale per lei. Allora vedremo se arriverà una sostituzione. Fioretto già pronta la lavagnetta per andare a discutere insomma con le sue ragazze di ciò che non è andato per il meglio nel corso di questo primo quarto. Caldaro in lunetta, ovviamente c'è il bonus, Caldaro che segna il primo, Caldaro che è arrivata alla quarta stagione consecutiva a Cagliari, un po' come Striulli se vogliamo, può essere considerata cagliaritana d'adozione, studentessa peraltro dell'Ateneo cagliaritano, sta frequentando il corso di laurea magistrale. Pinna ancora dal palleggio, gioca a due con Blecic, scarico in angolo per Mura che deve tirare, trova soltanto il primo ferro, ci sono 3 secondi per il Cus Cagliari, la preghiera di Prosperi che trova soltanto il tabellone. Allora termina un primo quarto interessante qui al Palavienna con il Cus Cagliari che è avanti di 5 lunghezze sul 14-9. Noi ci fermiamo, un po' di pausa, poi torniamo in diretta su Directa Sport. Ed eccoci tornati in diretta dal Palavienna di Selargius per assistere a questo allenamento congiunto che apre il 10° Memorial Salvatore Saba Techfine San Salvatore sotto di 5 lunghezze contro il Cus Cagliari. Dopo il primo quarto, 14-9 la situazione di punteggio, le squadre che stanno cercando insomma di riprendere un po' la condizione dopo tanti mesi di lontananza forzata dagli impegni ufficiali, in previsione ovviamente di importanti appuntamenti di campionato per il San Salvatore, di Coppa Italia per il Cus Cagliari. Qui cerca l'anticipo sulla linea di passaggio ma non prende bene il tempo Prosperi, permette a Pandori di andare a concludere e a trovare il fallo che la manderà in lunetta con 2 tiri liberi. Abbiamo detto classe 2003, Martina Pandori lo scorso anno soprattutto nella prima metà di stagione praticamente sempre schierata in quintetto da coach Antonello Restivo, e quasi sempre anche positiva dal punto di vista del rendimento, mentre torna Ljubenovic per il Cus. Circa 3 punti di media in 17 minuti di impiego, insomma non poco per una classe 2003 che ha mostrato di avere dei numeri interessanti, una mano educata sugli scarichi nel tiro da 3 punti e anche una buona dose insomma di personalità. Qui ha sbagliato il primo tiro a cronometro fermo, sbaglia anche il secondo, Caldaro taglia bene fuori a rimbalzo. Demetrio Blecic ancora sul parquet in questo secondo quarto. Prosperi mette palla per terra, molto aggressiva in questa circostanza Martina Pandori, e poi Ljubenovic attende il taglio di Sofia Sorbellini.
raccoglie il palleggio e torna fuori da Prosperi, parte verso destra, questa volta viene pescata l'infrazione di passi da parte di Prosperi, che già in precedenza nel corso del primo quarto aveva effettuato qualche partenza un po' al limite, senz'altro condivisibile. Insomma, questa chiamata da parte del signor Rudellat. Pinna dal palleggio attende l'uscita di Pandori, un pallone un po' scomodo per Mura, che può provare a prendere la linea di fondo, sfrutta il fisico contro Sorbellini ma sbaglia, tiene vivo però sul pallone vagante Martina Pandori, il blocco di El Habab che poi rolla dentro, non viene servita. Pinna in angolo, la partenza per far saltare Prosperi, poi il tiro cadendo all'indietro, precario equilibrio a dir poco per Pinna, che però ha un ottimo rilascio di palla, molto delicato, e permette alla Techfin di realizzare il primo canestro nel secondo quarto. -3 ora, 14-11, mentre lavora dal palleggio Saias dentro da Ljubenovic contro El Habab. Bellissimo movimento, spalla a canestro per la giocatrice originaria di Lubiana. Tanta tecnica, tanto mestiere Ljubenovic, partita un po' in sordina nel torneo 19-20, ma poi soprattutto nei momenti più difficili ha guidato la squadra talvolta anche verso la vittoria, mentre arriva una brutta notizia per coach Fioretto con il terzo fallo personale di Munia El Habab, per il momento ancora in campo. Pinna per Pandori, l'uscita di Mura sul blocco di Blecic, deve tornare fuori da El Habab, taglia dentro Pandori, poi Denise Pinna, ancora la circolazione sul perimetro del San Salvatore, la spinta di Ljubenovic su El Habab, giocatrice fiorentina che induce l'ex Astro Virtus, proprio San Salvatore, a commettere il primo fallo della sua partita. Rimessa in attacco per la Techfind eseguita ora da Martina Pandori. Mura non ci pensa due volte, long two per lei, ancora un tiro molto lungo, lotta tantissimo Pandori, buon impatto per lei. In uscita dalla panchina deve affrettarsi, il San Salvatore sta per scadere il cronometro dei 24, ancora spedita per le terre Munia El Habab. Il fallo lo ha commesso stavolta Eugenia Caldaro, è il secondo per lei, e El Habab in lunetta, mentre Caldaro verrà rilevata ora da Madeddu. El Habab, così come altre giocatrici della Techfind, arriva da un'esperienza recente in Serie 1, classe 94, toscana, giocatrice versatile, può giostrare degli spot di 4 e di 5. Battipaglia in A1, lo scorso anno invece Palermo, sempre nella massima serie, dove ha totalizzato 19 presenze. Poi da citare senz'altro la sua esplosione nel campionato di Serie A2 a San Giovanni Valdarno, dove fece registrare numeri davvero molto interessanti. Sbaglia il libero, va con energia a rimbalzo, ma poi sbaglia ancora El Habab, ripetiamo, con 3 falli a carico. 8 minuti da giocare prima della chiusura del primo tempo qui al Pala Vienna. Spara da 3 Ljubenovic, Madeddu a rimbalzo offensivo fa una gran cosa, non riesce poi a contrastare la fisicità di El Habab, che sporca il pallone. Mura dall'altra parte raccoglie il palleggio sulla pressione di Puggioni, ancora Mura che fa circolare sul perimetro a beneficio di Denise Pinna, non cambia in questo caso sul pick and roll il Cus, il tiro va sul secondo ferro da parte di Denise Pinna, e poi Striulli si prende il blocco di Ljubenovic, va dietro la schiena e poi la serve nuovamente il capitano del Cus. El Habab arriva a commettere anche il quarto fallo, attendiamo la conferma con la chiamata del signor Curreli, e così, e dunque sostanzialmente non la vedremo per un po', immaginiamo. El Habab, cambio forzato qui, c'è dentro Adriana Cutrupi, escono anche Mura e Pinna, c'è spazio per Granzotto e per Simioni
nelle fila della Techfind. Eseguita la rimessa, Ljubenovic, Niola e poi l'uscita di Puggioni. Mantiene il palleggio aperto la giocatrice ex Viterbo Striulli in una posizione particolare, spalle a canestro contro Simioni, ha delle carte da giocarsi in quel senso ma non riesce a concludere in maniera felice. Attenzione a questo contropiede, Granzotto mette i piedi a posto da 3, ancora un errore, rimbalza una mano invece per Ana Ljubenovic, sempre più 5 palle in mano Cuscagliari sul 17-12, 6,50 per la chiusura del secondo quarto. Il taglio di Striulli, Simioni fa un po' di fatica a seguirlo ma sbaglia ancora Striulli. Madeddu col secondo rimbalzo d'attacco consecutivo. Attenzione a questa ragazza, 2001, formata nel settore giovanile del Cuscagliari, che avrà tanto da dire, ci auguriamo, nella prossima stagione, quando avrà maggiore spazio. Immaginiamo così come sarà Saias. L'obiettivo dichiarato del CUS infatti è quello di inserire in maniera sempre più stabile le giocatrici più giovani poi in quintetto, insomma a ridosso del quintetto titolare, dar loro sempre maggiori responsabilità. Time out abbastanza composto per Federico Sciascia, lo vedete, mentre catechizza la sua squadra. Si fa sentire Roberto Fioretto dall'altra parte, che evidentemente non ha gradito qualche segnale, immaginiamo più che altro difensivo, da parte della sua formazione, che pure in un quarto e mezzo ha concesso neanche 20 punti agli avversari. Si torna in campo, Simioni, Granzotto, Pandori, Cutrupi e Demetrio Blecic per il San Salvatore, Niola, Puggioni, Ljubenovic, Striulli e Madeddu per il Cuscagliari. Si riparte con queste 10 giocatrici. Ricordiamo che questa 10ª edizione del Memorial Salvatore Saba si disputa rigorosamente a porte chiuse, nel pieno rispetto delle direttive federali in materia di anti-Covid. Situazione tecnica intanto interessante, abbiamo detto Simioni alle prese con i primi approcci col basket italiano. Ha il suo bel da fare in questo momento con Erika Striulli, vecchia volpe dei parquet in Serie A italiana. Dovrà imparare in fretta, insomma, la playmaker svizzera del San Salvatore. Ha rischiato qualcosa dal palleggio. Intanto c'è un contatto abbastanza duro che coinvolge Martina Pandori, dolorante, ma si è preso un altro fallo e ci fa piacere notare quanto le note migliori forse in questa partita siano arrivate dalle giocatrici più giovani, da una parte e dall'altra. Pandori, Madeddu, ma anche Saias. Scorsa parte ovviamente per Cutrupi, che ha guidato offensivamente la Techfind nel corso del primo quarto. Deve senz'altro registrare qualcosa a cronometro fermo. Pandori, dovrebbe essere questo il terzo errore della sua partita, mette invece il secondo in questo caso e accorcia la Techfind sul -6, 19-13 sul tabellone del Palavienna. Striulli, il palleggio aperto, lo chiude ora, va dalle parti di Arianna Puggioni, l'uscita dal blocco di Niola e poi Striulli. Il gioco a due laterale molto ben eseguito, pescata col contagiri Federica Madeddu. Applausi meritatissimi per questo attacco nel Cuscagliari, organizzato ma che nasce anche dalle intuizioni, dalla verve in cabina di regia di Erika Striulli. Granzotto ancora da 3, la mette Marta Granzotto, che si presenta così ai suoi nuovi tifosi, che non possono assistere in questo momento alle sue gesta all'interno del Palaviena, ma che la stanno seguendo, insomma, sul maxi schermo che è stato allestito negli spazi esterni qui dell'impianto Selargino, che rischia qualcosa. Simioni con il braccio esterno, duello molto interessante con Striulli. Pallone oltre la linea laterale, rimessa a Techfind. Torna Ceccarelli per la Techfind. Così rimane in campo Martina Pandori. Rimessa per Granzotto. Ancora Simioni che chiama vicino a sé Ceccarelli e consegna il pallone. È pronta in angolo Granzotto, ma capisce tutto in anticipo Niola a sporcare la linea di passaggio.
concentrata la difesa del CUS. 16 punti soltanto concessi in un quarto e mezzo ormai. Granzotto ancora rimessa, 7 secondi per il tiro della Techfind, ribaltamento di lato a beneficio di Ceccarelli che pesta inavvertitamente la linea laterale al momento della partenza in palleggio. E allora altra palla persa, deve ancora un po' carburare la Techfind. Striulli dal palleggio per la formazione universitaria, trova Rachele Niola, sul suo lato c'è Ljubenovic che va a bloccare Niola e si apre Ljubenovic, tiro da 2 punti in faccia a Kutrupi, deve cercare di essere un po' più aggressiva in questa circostanza, fa tutto bene invece Ljubenovic che ama concludere anche in questo modo, davvero versatile e ricca di soluzioni l'ala pivot slovena. Buona la partenza di Pandori che lascia sul posto Arianna Puggioni. C'è il fischio arbitrale, Ljubenovic si arrabbia un po'. C'è intanto il fallo su Pandori, dunque 2 liberi. Ljubenovic si arrabbiava perché sosteneva non solo che non ci fosse il fallo, ma che Pandori si fosse portato il pallone fuori, dunque che la rimessa sostanzialmente fosse per il CUS. Ljubenovic che ha lasciato il parquet e al suo posto è tornata Alexandra Petrova. Primo libero realizzato da Martina Pandori, cerca ancora di accorciare il San Salvatore sotto sul 25-17. Seconda opportunità la giovane cresciuta nel vivaio giallo-nero, mette anche questo, 18-25. Niola va in soccorso qui di Striulli sulla pressione di Giulia Simioni, chiude il palleggio e trova in punta Federica Madeddu, ha tanto spazio per il tiro da 3, Striulli battezzata in questo caso, il pallone rimbalza sul ferro e poi il contropiede del San Salvatore, non c'è lo sviluppo del contropiede primario, allora deve ragionare la squadra di Fioretto, lo fa bene in questo pick and roll, trovata Adriana Kutrupi, mano sinistra, layup vincente, -5, ora 2 possessi di distanza dunque tra le due formazioni. Vediamo se il San Salvatore riesce a dar seguito a questa fase di rimonta. Madeddu, il blocco di Petrova per Striulli, la sua partenza in palleggio, il taglio dentro di Madeddu, Petrova semigancio sul secondo ferro a rimbalzo offensivo, però fa valere la sua fisicità. Petrova sbaglia una seconda volta, ma c'è ancora l'extra possesso del CUS, fa tutto da sola, trova l'autostrada libera Striulli, il canestro del nuovo +7 per il 27-20, 3:20 da giocare. Non contento il tecnico della Techfind per difesa della sua squadra in precedenza. Intanto Simioni cercano la linea di passaggio per Kutrupi, difficile, buona anche la pressione di Petrova in questo caso, e altro attacco che naufraga per la Techfind San Salvatore. Fuori Striulli, centellinata da coach Sciascia in questo primo tempo, torna Sayas. Niola intanto sulla rimessa a beneficio proprio di Sara Sayas. Noi vi ricordiamo anche quelli che saranno gli appuntamenti del weekend sugli schermi di Directa Sport. Seguiremo tutte le fasi di questa competizione, saremo in diretta anche domani alle 19:30 per il derby cagliaritano tra CUS e Virtus, poi anche sabato per il match tra Techfind e la squadra bianco-blu guidata da Iris Ferazzoli, e poi nel nostro sabato la pallamano di Serie A1 con l'impegno interno della Raimond Sassari contro Fondi, la nostra produzione per Eleven Sports. Intanto Giulia Simioni con una gran tripla trova il -4 sul 27-23. Poi ancora pallamano sempre di Serie A1 ma femminile, Acnuro contro Oderzo per chiudere domenica. Volley di Serie A2 femminile, Ermea Olbia contro Sigel Marsala per la TV della Lega Volley femminile. Intanto la Techfind è riuscita a ritrovare il -2, 27-25,
fase favorevole dunque la squadra di Roberto Fioretto. Saias esita, non prende il tiro da 3, prova a metterle pressione Simioni, va in 1 contro 1 ma viene stoppata in maniera poderosa da Simioni e poi Pandori si libera ancora dell'avversario, ha trovato poi un buono scarico per Cutruppi, arrivano le mani però rapide della difesa del Cus, l'anticipo sull'ottima lettura difensiva di Marta Granzotto e allora parità al Palavienna, 27-27 e break di 7-0 se non andiamo errati per la Techfind, che si è trovata largamente in svantaggio in queste prime fasi della gara. Ora è riuscita a riprendere il Cus. Saias, palleggio, arresto e tiro, c'è un contatto sull'avambraccio della classe 2001 del Cus, 2 liberi allora per lei. Ex Mercede, ora Saias, il terzo anno di militanza con il Cus Cagliari, lo scorso anno circa 5 punti di media in 19 minuti di impiego, tirava i liberi col 50%, qui ha messo il primo, ha riportato la sua squadra sul +1, 28-27, ora il secondo che invece non trova fortuna e poi il lavoro a rimbalzo difensivo di Cutruppi, subito la pressione feroce del Cus Cagliari, riesce in qualche modo a uscirne il San Salvatore che aveva un 2 contro 1 ma Granzotto non riesce a catturare il pallone. Nuova opportunità per il Cus Cagliari, siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. Petrova mette il pallone per terra contro Cutruppi, serve bene il taglio di Madeddu, si prende il fallo Federica Madeddu, altra giocata positiva per lei, 2 liberi. E Petrova che invece dal canto proprio deve ancora un po' entrare nei meccanismi, squadra al 100%, insomma è prestissimo per trarre delle indicazioni anche parziali. Ha sbagliato il primo libero Madeddu, incoraggiata comunque dalla panchina universitaria, panchina ricca in questa serata. Selargius, sono aggregate tante giovani che rendono anche piuttosto qualitativi gli allenamenti, così come ci ha confessato insomma l'entourage del Cus, ragazze insomma che saranno in rampa di lancio nella prossima stagione. Intanto c'è qualche problema per Petrova, un contatto a rimbalzo, non sembra avere particolari problemi la giocatrice bulgara di formazione italiana ma anche componente spesso e volentieri della nazionale maggiore nella Bulgaria. Qui prende il tiro dall'angolo, lo sbaglia però ancora una volta, non è fortunata Petrova. Dall'altra parte Simioni si dimentica il pallone e propizia in qualche modo il contropiede del Cus Cagliari. Puggioni da 3, la mano è vellutata, lo dimostra ancora una volta Arianna Puggioni. 31-27 allora sul tabellone del Palavienna. Qui mancano 6 secondi abbondanti ancora da giocare. Cutruppi sbaglia, le squadre un po' disordinate in questo frangente, concessa la tripla a Pandori che però non realizza e allora termina anche il secondo quarto con il Cus Cagliari che è avanti sul 31-27. Cus Cagliari che ha subito un break di 7-0 ma che poi ha reagito, è riuscito a scavare questo piccolo bottino che in qualche modo permette alle universitarie di andare una pausa lunga in vantaggio. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi torneremo su Directa Sport per raccontarvi il secondo tempo.
Siamo tornati dunque al Palaviena di Selargius, le squadre sono appena uscite dagli spogliatoi, si stanno riscaldando in vista dell'inizio del terzo quarto. Abbiamo detto 31-27 in favore del CUS dopo i primi 20 minuti di gioco, mentre in passato a ridosso della nostra postazione anche il preparatore atletico del San Salvatore Selargius, Daniele De Sogus. Cercheremo magari, se sarà possibile, di avere qualche ospite al nostro microfono nel corso di questa telecronaca per farci raccontare in maniera sempre più dettagliata quali sono le novità da una parte e dall'altra, e poi a fine gara ovviamente interviste con i due tecnici per capire quali spunti hanno potuto trarre a questo primo allenamento congiunto dopo tanti mesi di pausa forzata. Abbiamo detto che il San Salvatore ha sostanzialmente rifondato la propria struttura di squadra con tantissimi volti nuovi. Qualcuno come Cutrupi ha già fatto vedere le cose molto interessanti a rimbalzo, nelle ricezioni anche statiche, in post basso, anche in situazioni dinamiche. Insomma, attenzione, perché Cutrupi può essere una delle chiavi, a mio giudizio, della prossima annata della TechFind. Abbiamo visto la Babu un po' in difficoltà, ma più che altro dal punto di vista dei falli. Sono 4 a carico e probabilmente la rivedremo solo nel finale di partita. E poi bene le giovani. Pandori, per quanto riguarda il San Salvatore, con tanta aggressività, spesso ad attaccare il ferro e a trovare tanti falli. Dall'altra parte per il CUS bene Federica Madeddu, anche Sara Sayas, un CUS che sembra avere quei connotati di squadra solida, dedita alla difesa aggressiva, ai ritmi alti quando è possibile in attacco, ma squadra che sa anche ragionare quando è necessario e costruire degli attacchi a difesa schierata. Insomma, non mancano gli ingredienti per delle annate soddisfacenti da una parte e dall'altra. Ricordiamo che CUS era in piena zona playoff al momento dell'interruzione dei campionati lo scorso mese di marzo. La TechFind era immediatamente a ridosso, insomma squadre che arrivavano verso la volata finale per i playoff in buonissima posizione e che immaginiamo vorranno ripetersi e se possibile fare anche meglio nella stagione che sta per iniziare. San Salvatore nello speciale che vi abbiamo offerto su Directa Sport ha dichiarato insomma appunto l'obiettivo dei playoff per voce del presidente Marco Mura. CUS Cagliari punta a migliorarsi, ma il miglioramento a questo punto consiste allo stesso modo nella conquista magari di un posto nelle prime 8 squadre nel prossimo campionato di Serie A2. Sarà ancora girone sud con qualche tra virgolette intrusa a livello geografico, così come Brescia, tanto per fare un esempio, anche Firenze a un livello medio interessante, ma le squadre sarde tutte e tre, inseriamo anche la Virtus ovviamente in questo discorso, senz'altro partono sfavorite. Virtus che vedremo all'opera domani e che ha operato un interessante mix di conferme, i nuovi innesti giovani anche in questo caso, la guida tecnica affidata ancora a Iris Ferrazzoli e poi le giocatrici più esperte che dovranno guidare un roster dall'età media nel complesso abbastanza bassa. Torniamo a concentrarci sui temi di questa partita. Qui Cutrupi sbaglia dopo il movimento sul piede perno, spalle a canestro. Allora Giulia Prosperi per la formazione universitaria porta palla nella metacampo offensiva, poi Ljubenovic che attende il movimento delle compagne, serve Striulli con l'end-off, va a bloccare Caldaro per il pick and roll, 4 secondi per il tiro. Striulli si inventa una conclusione abbastanza sbilanciata e
non accolta dal Ferro. Transizione abbastanza rapida per il San Salvatore con Pandori che riceve non lontano da canestro, viene sostanzialmente travolta da Prosperi sull'altro lato. Era pronta peraltro Granzotto che armava già la mano per il tiro da 3 punti. Fuori c'è Carelli, intanto dentro Mura. Questo il cambio sancito da coach Fioretto. 8:08 da giocare nel terzo quarto. Mura la rimessa, si smarca Pandori, la linea di passaggio invece premia Simioni, il tiro da 2 punti fa segno il signor Rudellat. 29-33. Simioni che ci ha mostrato senz'altro di avere una buona mano a media e lunga distanza. Prosperi, lo scarico fuori per Puggioni e poi Ljubenovic parte fronte a canestro, una delle cose che preferisce dal punto di vista tecnico, nonostante la stazza risulta imprevedibile anche per giocatrici di taglia inferiore come era Granzotto nell'ultimo accoppiamento. Ljubenovic molto brava dunque nel andare a prendersi questi 2 tiri liberi. Il primo lo manda a referto e dunque permette al Custi di mantenere il vantaggio nell'ordine delle 5 lunghezze che diventano 6 in virtù del 2-2. La giocatrice slovena. Striulli a cercare ancora il pallone, molto aggressiva su Simioni che però regge. Battesimo di fuoco per lei. È arrivato l'errore poi di Granzotto. Prosperi rischia qualcosa ma mantiene in qualche modo il possesso. Poi Puggioni e quindi ancora Ljubenovic. Attende Striulli, la finta di passaggio sul lato debole c'è Puggioni, si apre invece Prosperi, trova in posizione molto profonda Ljubenovic, giro sul perno, semigancio, errore in questo caso per la giocatrice in canotta numero 6. Prova a prendere la linea di fondo Granzotto, poi riapre fuori per Simioni che ha la mezza idea di tirare da 3, va dentro invece in penetrazione, sbaglia però la misura del tiro la giocatrice ex Newcastle. Dall'altra parte il Cuscagliari. Striulli rallenta un po' per attendere le compagne, quindi Ljubenovic ancora in angolo. Striulli sbaglia il tiro da 3 punti, vede la posizione di Simioni che le concedeva sostanzialmente 1 metro. Striulli invitata spesso e volentieri dalle difese avversarie alla conclusione dai 6,75. Mura uscita dal blocco di Granzotto, altro fischio arbitrale ai danni di Prosperi che secondo il signor Rudellat è andato un po' a forzare appunto il blocco, la spinta che vale il secondo fallo di squadra per il Cuscagliari e la rimessa conseguente in attacco ancora per la Techfind affidata alle mani di Francesca Mura. Uscita di Simioni sempre accoppiata con Striulli e poi c'è Granzotto, si muove verso canestro Cutrupi, va verso sinistra e conclude con la mano destra in maniera vincente Francesca Mura che si scuote in questa gara, trova i suoi primi 2 punti e regala il -4 al San Salvatore. La rubata dall'altra parte di Granzotto che poi da terra prova a inventarsi un passaggio no look, non è fortunata e poi impreca verso il signor Currelli per un fallo che non è arrivato. Ljubenovic ha provato a contenerla Pandori con coraggio, errore per Caldaro e poi Mura. Simioni a gestire questo attacco della Techfind, come sempre c'è grande pressione da parte di Striulli. Simioni senza paura va dentro anche qui, ancora un errore ma c'è l'extra possesso. Granzotto non si fida del tiro da 3, preferisce andare in post basso da Cutrupi contro Ljubenovic. Molto interessante questa situazione, tiro un po' old school per Cutrupi, giro sul perno e gancio mancino rifiutato però dal Ferro. E allora Cuscagliari che prova a realizzare con Arianna Puggioni, propone il post medio per Striulli contro Simioni. Altra situazione tecnica interessante, palla riaperta però per Prosperi, mancano un po' le gambe, lo testimonia questo tiro cortissimo della giocatrice in canotta numero 22. Errore anche dall'altra parte, gli errori non sono mancati senz'altro in questa gara al tiro, ma anche palle perse da una parte e dall'altra. Spesso e volentieri non abbiamo le statistiche in diretta, ma se sarà possibile insomma faremo il punto
per darvi qualche aggiornamento da questo punto di vista. Time out in campo intanto con Roberto Fioretto che vuole parlare un po' con le sue ragazze. Mancano 4 minuti e 39 secondi per la conclusione del terzo quarto. Come vedete nella nostra grafica la situazione di punteggio vede avanti il Cus Cagliari sul 35-31. Directa Sport che seguirà tutte le fasi, la prossima Serie A2 femminile in diretta streaming ovviamente per quanto concerne le 3 squadre isolane. San Salvatore, Cus e Virtus sempre in diretta sui nostri schermi per cercare di offrire il massimo della visibilità alle società sportive in questione che in maniera assolutamente meritoria, con grandi sforzi, dopo un periodo di crisi non solo economica, come quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, cercano comunque di proporsi come riferimento anche sociale per la loro comunità, dando la possibilità a tante giovani di praticare un'attività sportiva sana e pian piano magari di affacciarsi anche ai campionati nazionali. Abbiamo visto delle testimonianze proprio in questa gara con Saias, con Pandori, con Madedu e con tante altre ragazze che vedremo magari nuovamente più avanti nel corso della gara. Il gioco che riprende, come detto, 4:35 ora da giocare nel terzo quarto con Erika Striulli che cerca con lo sguardo Caldaro, non c'è spazio per servirla in posto, allora va a esplorare altre situazioni il Cus, esce dall'altra parte Striulli, sul suo stesso lato c'è Ljubenovic, marca d'anticipo Demetrio Blecic, allora il pick and roll in emergenza con Caldaro, la tripla che non è buona, facendo il signor Curreli. Io l'aveva segnato dall'angolo da 3 punti. Per una volta che avevo segnato, ho detto in maniera simpatica al signor Curreli dopo la chiamata del canestro irregolare. Allora si resta sul 35-31, 4 punti di vantaggio da difendere per il Cus Cagliari, sempre duello quasi rusticano tra Striulli e Simioni, che però non ha alcun timore reverenziale nei confronti della più esperta avversaria Granzotto dopo il blocco di mura. E poi Demetrio Blecic, Granzotto sta per scadere il cronometro di 24, il San Salvatore non è riuscito a costruire granché, prova ad approfittarne. Allora il Cus dall'altra parte, 3:40, consueta chiamata dello schema maglia per il Cus Cagliari, qui non era pronta la ricezione Niola, passaggio un po' intempestivo da parte di Saias. Chiamata Pollice qui per la Techfind, vediamo un po' come si sviluppa il blocco verticale di Pandori per l'uscita di mura. In angolo c'è Granzotto che ci prova ancora da 3 ma sbaglia, trovando stavolta soltanto il secondo ferro. Ljubenovic si protegge, poi serve con il passaggio consegnato Erika Striulli. C'è il mismatch con Demetrio Blecic, prova ad attaccarlo, immediatamente Striulli si adegua alla difesa della Techfind. Saias fatica a trovare spazio per la penetrazione, la stoppata clamorosa di Pandori e poi transizione giallonera. Simioni da 3 dentro, anche questo per Giulia Simioni. -1 San Salvatore che è sempre lì a ridosso del Cus Cagliari, non è riuscito a seminare gli avversari nemmeno con l'ultimo strappo. Qui scivolamento difensivo in ritardo sul primo palleggio di Ljubenovic, fallo della difesa, secondo di squadra. Saias in panchina, dentro Alexandra Petrova. Richiama l'attenzione di Saias, coach Sciascia, praticamente con un time out individuale, ed è proprio la numero 11 a ricevere sugli sviluppi di questa rimessa offensiva. Il blocco di Ljubenovic, palleggio, arresto e tiro dalla media, sbagliato per Saias, corre il campo in contropiede, Granzotto sbuca da dietro Niola che poi va a contenderle il pallone, mantiene vivo il possesso la Techfind. Pandori schiacciato per terra, Demetrio Blecic, ancora un cross dall'angolo, forse anche un po' di manifreddo, un po' di emozione al ritorno in campo dopo tanti mesi per questo prospetto molto interessante, anche perché dotato di una
buonissima struttura fisica. Sayas dall'altra parte, 2:13 per chiudere i giochi del terzo quarto. Ljubenovic accoppiata con Blecic, esce Niola, mette subito il pallone per terra, la controlla Francesca Mura che va ad aumentare il livello della pressione, rischia di scivolare. Niola, 2 secondi per il tiro, prova a pescare in extremis con uno scarico difficile Ljubenovic. Stavolta gli applausi arrivano dalla panchina della Techfind per questa difesa. Comunque puntuale sull'attacco del Cus che picchiava un po' in testa. Niola costretto a trovare una soluzione in una situazione abbastanza compromessa negli ultimi secondi. Simioni intanto, Pandori consegnato ancora, Simioni si sente caldissima da 3, non trova altro però che il primo ferro. Buon tagliafuori difensivo a rimbalzo per Petrova e poi il pallone affidato nelle mani di Niola. 8 secondi violati per attraversare la metà campo per il Cus Cagliari. Chiamata del signor Curreli. Arrivano i cambi con Metrio Blecic che esce, torna Kutrupi, molto brillante nel primo tempo. Granzotto resta sul parquet, dall'altra parte ancora amministrato davvero in maniera scrupolosa l'impiego di Erika Striuli che torna in panchina. C'è Arianna Puggioni sul parquet. Granzotto parte verso sinistra, il blocco di Kutrupi che poi rolla dentro, non viene servita. Simioni, step back e tiro da 3 in faccia a Prosperi. Che gran giocata di Giulia Simioni, era una delle più attese questa sera, anche perché non c'erano grandissime informazioni sul suo conto. Presa sul mercato che a questo punto risulta molto intrigante per la Techfind. Simioni che a naso dovrebbe essere la miglior marcatrice della partita. Cercheremo, come detto, quanto prima il conforto delle statistiche. Forse un fallo qui su Prosperi, è così, fallo evidente speso da Pandori, anche in maniera forse un po' ingenua perché stava andando un po' a infilarsi in un vicolo cieco Prosperi. Secondo fallo per lei, mentre arriva il ritorno di Federica Madeddu, l'uscita di Ana Ljubenovic. Tutto questo quando siamo entrati nell'ultimo minuto nel terzo quarto. 55 secondi e 7 decimi per l'esattezza. Prosperi sbaglia il primo tiro libero. Intanto Prosperi, come detto, arrivata da Umbertide con un percorso formativo molto interessante. L'ha vista giocare per diverse stagioni nel San Raffaele di Roma. Mura, il giro sul perno in frazione di passi qui, indecisa se tentare il tiro o scaricare fuori. Mura non è riuscita a trovare una soluzione, insomma, in tempo utile, è ricaduta con il pallone in mano. Allora inevitabile una chiamata di passi. Niola ha qualche problema sulla pressione di Mura, ma riesce a sgusciare via come spesso le accade. Qui Granzotto che semina Prosperi, apre la transizione per Pinna e poi in angolo da Mura, la partenza contro Puggioni, scarico in mezzo alle gambe di Pandori, però come detto si tratta di squadre ancora in piena preparazione, dunque errori abbastanza evidenti talvolta, ma assolutamente perdonabili. Intanto, come sottolinea l'assistant coach del Cus Ghiani dalla panchina, mancano ormai 10 secondi al termine nel terzo quarto e dunque sarà il Cus ad avere l'ultimo tiro. Qui rischia Prosperi, il tocco col piede però è ovviamente di Granzotto. 5 secondi esatti, vedremo come giocherà questa rimessa il Cus. La rimessa è per l'appunto affidata a Prosperi, trova Madeddu e poi riceve nuovamente il pallone, deve affrettarsi Prosperi, il tiro da 2 punti per poco non lo mette, la numero 22, il pallone fa dentro e fuori, termina
allora nel terzo quarto, un terzo quarto che ha segnato il sorpasso nella Techfind San Salvatore sul CUS dopo un lungo inseguimento, 37-35 per la squadra di Fioretto in questo primissimo derby stagionale, allenamento congiunto che apre il 10° Memorial Saba. Per noi ancora pubblicità e poi in diretta su Directa Sport per gli ultimi 10 minuti. Eccoci in diretta dal Palavienna, tutto pronto per l'inizio dell'ultimo quarto nella sfida inaugurale del 10° Memorial Saba. Granzotto, Pin, Pandori, Mura e Cutrupi per la Techfind, per il CUS invece Saias, Prosperi, Petrova, Madeddu e Niola. Come promesso, statistiche al termine del terzo quarto. Giulia Simioni, come avevamo immaginato, peraltro in maniera abbondante, la miglior realizzatrice di questa partita con 13 personali, è un interessantissimo 3 su 5 nelle conclusioni dall'arco. Alle sue spalle sono 9 i punti di Adriana Cutrupi, che è in odore di doppia cifra, di doppia chiedo scusa, con 10 rimbalzi, attende la doppia cifra appunto in termini realizzativi. E poi ancora elenchiamo i 7 punti di Marta Granzotto, sono 3 per Pandori, 2 a testa per Mura e per Pinna, 1 per Munia e la Bab. Dall'altra parte in casa CUS Cagliari nessuna giocatrice in doppia cifra. Top scorer fino a questo momento Anna Ljubenovic, che ha catturato anche 5 rimbalzi, poi 6 punti per Madeddu, dato molto interessante questo. Madeddu anche con 3 rimbalzi totali, di cui 2 offensivi, poi 6 anche per Saias, Striulli e per Arianna Puggioni. Prosperi, tiro anche deviato, almeno così mi è sembrato, da Adriana Cutrupi. Diciamo percentuali gioco forza non eccellenti da una parte e dall'altra. 30% per il CUS, 13 su 43, 14 su 40 invece per la Techfind, 4 su 14 da 3 per le giallonere, 3 su 8 invece per il CUS Cagliari. Lotta a rimbalzo che sorride ma di poco alle giallonere, 32 a 29. Qui penetrazione di Ceccarelli, che poi sbaglia la misura del tiro. Non demorde però Granzotto, grande energia in questo finale di gara per la Techfind, che ha dovuto un po' carburare nei primi 2 quarti, ma ora sembra in buonissima condizione, senza Manzotti peraltro, lo ricordiamo, con qualche problema al ginocchio, precauzionalmente tenuta fuori. Possesso d'attacco per le universitarie, si sbraccia anche l'assistant coach di casa Filippo De Muro, tripla concessa a Niola, errore, pescata sotto Madeddu. Ora sono 8 personali nella sua partita. Buonissimo impatto, lo ripetiamo ancora una volta per lei. Pinna dal palleggio, 7,55 da giocare. Qui non trova soluzioni la Techfind, e allora parte Federica Madeddu, saggiamente preferisce attendere l'arrivo delle compagne. Rachele Niola nella circostanza, poi Sara Saias, quindi Madeddu, circolazione sul perimetro, buona la partenza di Prosperi, palleggio, arresto di tiro eseguito con
eleganza e con efficacia, in questo caso dalla giocatrice capitolina. Parità a 39 qui al Palavienna, e dunque primo derby stagionale che ci sta regalando fasi di grande equilibrio. Nel secondo tempo Kutrupi contro Petrova, fuori da Pinna che spara da 3 punti, una tabellata però per Denise Pinna. Niola sull'attacco avversario riesce a mantenere il possesso e poi serve Prosperi, chiama a sé ancora il pallone, trova il taglio di Madeddu, passo di incrocio, prova a tenere il contatto, sbaglia, va giù, passi qui di Madeddu. Sosteneva di essere stata in qualche modo maltrattata un po' dalla difesa avversaria, non c'erano però gli estremi secondo la coppia arbitrale per ravvisare un fallo. Sostituzioni ancora in campo, sono tante ovviamente vista la natura della gara che vuole essere più che altro un allenamento congiunto. Arianna Puggioni è tornata per il CUS assieme a Eugenia Caldaro e c'è anche la Bab per questo rush finale. Quindi San Salvatore vedremo se riuscirà a riscattare una partita resa complicata dai tanti problemi di falli. Sono 4 a carico, lo ricordiamo, per lei. Pinna per Ceccarelli, giocatrice anche lei molto duttile, può svariare in vari ruoli. Prezioso Jolly per coach Fioretto, qui taglia lungo la linea di fondo ricevendo lo scarico di El Abab. Simioni sullo show difensivo di Caldaro, scade il cronometro dei 24 e esulta Federico Ciaccia perché questa era una difesa di marca cussina nel vero senso della parola, con tanta aggressività sulla palla, attenzione sulle linee di passaggio e anche ovviamente sui tagli. Sayas va a pescare dentro con un pallone interessante. Caldaro contro 2 avversari non trova l'equilibrio per il tiro. C'è dunque Denise Pinna che prende in controtempo. Simioni rallenta allora le operazioni. Simioni gioca il pick and roll con Kutrupi, la lacrima di Simioni, sbaglia, riapre però fuori per Pinna, garantendo l'extra possesso alla Techfind. Passa in mezzo sul gioco a 2 Pinna con una buona intuizione, pallone riaperto fuori, deve tirare ora Ceccarelli, lo fa, manda il pallone sul secondo ferro. Sayas continua a correre nonostante la stanchezza. Il blocco verticale di Caldaro per il taglio di Sayas, fa tutto da sola però Madeddu con il sottomano del cameriere. Manu Mancina sbaglia, ma sta iniziando bene, molto bene, la stagione di Federica Madeddu. 5:32 da giocare. E rimessa dal fondo per la Techfind, eseguita per Denise Pinna. Subito la trappola ordita da Niola, cercava di attirarla in qualche modo verso il raddoppio. Ceccarelli in mezzo alle gambe, dentro da El Abab, qui rischia abbassando il pallone. Le mani della difesa Cus sono molto rapide, è arrivato un altro errore e situazione ancora di parità, quota 39. Consueta chiamata maglia, un attacco delle universitarie con uscita ora di Puggioni e poi quella di Sara Sayas, lavora sul blocco di Madeddu, servita poi Caldaro, consegnato per Puggioni. Scade ancora il cronometro dei 24. Gara che sorride ora soprattutto alle difese. Spazio ancora per Ljubenovic, mentre noi vi ricordiamo ancora l'importante appuntamento della prossima settimana con il CUS Cagliari che a Moncalieri cercherà di fare strada nelle Final 8 di Coppa Italia dopo 10 anni esatti, una formazione sarda. Attenzione, qui c'è l'infortunio alla caviglia sinistra di Niola, caduta male sulla caviglia sinistra.
già in passato purtroppo ha avuto problemi alla caviglia. Niola, le sue stagioni, anche la scorsa, sono state condizionate insomma da dei problemi. Si rialza tra gli applausi degli addetti ai lavori qui presenti al Palavienna. Speriamo che si tratti solo di un brutto spavento per la giocatrice classe 93, abile spesso a indicare la strada alle compagne dal punto di vista dell'approccio, nell'atteggiamento, soprattutto in difesa. Cercheremo poi a fine partita ovviamente di raccogliere delle informazioni sulle sue condizioni, anche se saranno gioco forza molto frammentarie e ovviamente incomplete, perché andranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Ancora in bocca al lupo a Niola mentre la gara riparte. Ancora lo show profondo di Ljubenovic fino a metà campo praticamente sul pick and roll della Techfind, e la Bab spalle a canestro, tiene il contatto, segna, ed eccolo il primo guizzo di Munia e la Bab con la maglia della Techfind San Salvatore. Segna, subisce il fallo e potrà andare in lunetta con il tiro libero supplementare. Terzo fallo personale, se non abbiamo visto male, di Ljubenovic. 4:29 alla conclusione. San Salvatore avanti ora sul 42-39. Sayas, Ljubenovic, l'uscita di Arianna Puggioni, si muove Striulli che riceve oltre l'arco, attaccata da Granzotto, per terra anche Ceccarelli. Caldaro sbaglia con la conclusione, mano destra, poi Simioni offre in qualche modo il pallone, lo espone ad Ana Ljubenovic, che è brava a garantirsi questa palla contesa, e poi la regola del possesso alternato che consegna il pallone al Cuscagliari. 4:04, c'è il parquet da asciugare. Uno sguardo in panchina mentre si cerca di insomma valutare un po' le condizioni di Rachele Niola, un minuto fa circa, vittima di un infortunio alla caviglia sinistra in circostanze assolutamente sfortunate, è caduta male da sola, e ovviamente incidente che ha un po' guastato l'umore in casa Cus che trova qui una bella giocata da 3 punti potenziali con Ljubenovic, che risponde così a Munia e la Bab. Può portare la sua squadra in parità, non lo fa perché sbaglia il libero aggiuntivo. Allora 4-2, 4-1 in favore di chi attacca della Techfind San Salvatore. Simioni qui attaccata ancora fortissimo da Striulli, e la Bab a giocare l'1 contro 1 con Ljubenovic, desiste e torna dalla play nella nazionale svizzera. Pick and roll con Elabab, resta però con lei Sayas, corretta ancora e condivisibile la chiamata del signor Rudellat. Sbraccia in maniera eccessiva e vistosa con il braccio esterno Simioni, in questa circostanza fallo in attacco che viene puntualmente ravvisato dagli arbitri. 3:30 da giocare, un punto da inseguire per il Cuscagliari. Striulli oltre l'arco, Ljubenovic da 3, anche la tripla ora per Ana Ljubenovic. Sussulto del Cus e prova a riprendersi l'inerzia della gara. 44-42, 3-10, passo d'incrocio quantomeno tentato da Ceccarelli, fuori da Granzotto, la pressione di Sayas, sale Cutruppi per bloccare, ma Granzotto ha qualche problema, sceglie un corridoio di penetrazione rischioso verso sinistra, poi protesta, a suo dire irregolare,
pressione avversaria. Torna Martina Pandori, ha dato dei bei segnali anche di personalità nel primo tempo. È uscita Silvia Ceccarelli, recupera pian piano da un problema al ginocchio. Lo scorso anno a Udine stava producendo delle prestazioni via sempre migliori, poi ovviamente il lockdown, la chiusura dei campionati le hanno pregiudicato un percorso che si annunciava ancora molto felice, ma insomma sta bene, ha voglia di dimostrarlo il San Salvatore, che è avanti e ha realizzato ancora dall'angolo 45-44. Prova a rispondere Striulli, qui errore per il capitano del CUS. Allora Simioni dall'altra parte porta il pallone verso sinistra, raccoglie il palleggio, quindi Adriana Cutrupi, poi Pandori si prende il blocco di Cutrupi. Interessante nelle intenzioni questo gioco a due laterale sull'asse Pandori-Cutrupi, un po' troppa fretta forse nel servizio da parte di Pandori in questo caso. E dunque palla persa per il San Salvatore, parità a 44, un mini supplementare praticamente qui al Palavienna di 2 minuti e 13 secondi. Ljubenovic, Puggioni, Striulli si apre per ricevere, poi si muove anche Caldaro, posizione profonda, una sorta di alto-basso a beneficio di Ljubenovic, che però non si concretizza dal punto di vista realizzativo. Simioni dentro dai Labab, il body check sostanzialmente di Caldaro, contatto evidentemente falloso anche qui. E allora Caldaro, che dovrebbe avere anche lei 4 falli a carico, ora è così, arriva la conferma da parte degli ufficiali di campo. È il quarto di squadra per il CUS, 1,52 alla conclusione. Granzotto sulla rimessa dal fondo. Vi ricordiamo ancora una volta che saremo in diretta anche domani per la gara tra CUS e Virtus, sempre ore 19:30 sugli schermi di Directa Sport, la TV dello sport sardo, e da tanti anni, ormai da 6 anni, anche la TV del basket femminile in Sardegna. Granzotto dentro, grande intuizione per il Labab, che non sbaglia e restituisce il vantaggio alla Techfind sul 46-44. Ultimi 92 secondi di questa partita, salvo supplementari. Striulli alza la parabola con mestiere, si appoggia al vetro e pareggia immediatamente i conti. 46-46. Simioni riesce a seminarla con una elegante dietro schiena, poi sbaglia con la mano sinistra, ma il Labab recupera il rimbalzo d'attacco, sbaglia ancora, extra possesso. Simioni dentro, no look per il Labab. 48-46. Attenzione, perché il finale si preannuncia caldissimo da campionato praticamente. Ultimi 60 secondi che iniziano ora. Striulli per Prosperi, si muove Striulli, Prosperi cambia mano davanti a Granzotto, non una grande idea, pallone riaperto per Prosperi, la tripla sbagliata. In ogni caso era scaduto il cronometro dei 24. Applausi ancora da parte dello staff tecnico della Techfind per la tenuta difensiva delle giallonere. Time out in campo, 44 secondi, 3 decimi con la chiusura delle ostilità qui al Palavienna. Detto di domani, saremo in diretta ovviamente anche sabato, San Salvatore e Virtus in campo, e saranno tanti gli appuntamenti col basket nel corso della stagione di Directa Sport, quella della ripresa. Notizia di ieri, la chiusura dell'accordo stagionale anche con Dinamo, chiedo scusa, con il GSD Porto Torres, targato K-Estate. Parliamo della Serie A di basket in carrozzina. Tutte le gare interne che si giocheranno in Palasport Alberto Mura andranno in diretta appunto su Directa Sport, e poi tante altre novità che andremo a raccontare anche per quanto riguarda il calcio a 5 nelle prossime settimane. 44 secondi e 3 decimi abbiamo detto.
da giocare con Pandori, Granzotto, Simioni, Kutrupi e Elabab. Per la Techfind risponde il Cus con Puggioni, Prosperi, Striulli, Ljubenovic e Caldaro. Ora Giulia Simioni a gestire il possesso sull'attacco di Striulli, l'end off e la Babba ancora a Simioni, la giocatrice svizzera, fuori da Kutrupi, il backdoor di Pandori che non può essere servita. Granzotto dentro appoggiando al vetro, gran canestro di Marta Granzotto per il +4 Techfind, 50-46, e Sciascia sulla panchina del Cus ha optato per un nuovo time out, provare a rispondere. 22 secondi e un decimo per cercare di riacciuffare le avversarie. Abbiamo detto delle novità in campo per quanto riguarda la stagione della Techfind San Salvatore, novità che sono arrivate anche fuori dal campo. Intanto main sponsor appunto Techfind, Giuseppe Bulugiu sarà title sponsor della prossima Serie A1 e anche della Coppa Italia, motivo d'orgoglio per tutta la società, per tutta la compagine. E poi, come avranno notato anche i più affezionati spettatori di Directa Sport, le nostre riprese sono più luminose perché è stato rinnovato l'impianto di illuminazione, qui modernato con la collaborazione ovviamente anche del comune di Selargius, e rinnovata è anche la copertura di questo palazzetto per resistere alle intemperie dell'inverno e permettere alle giocatrici di giocare nella massima sicurezza possibile. Ve lo abbiamo raccontato insomma nelle scorse settimane su Directa Sport. Torniamo a tuffarci sui temi di questa partita. 22 secondi e un decimo da giocare. Striulli sul blocco di Caldaro, rischia qualcosa sulla pressione di Elabab che tiene il cambio difensivo in angolo. Puggioni da 3 sbaglia, ma arriva Ljubenovic a rimbalzo, rischia di segnare con il fallo, si arrabbia con se stessa Ljubenovic. Ha avuto una ghiotta occasione, poteva riprendere potenzialmente il San Salvatore sul -1, dovrà accontentarsi di 2 tiri liberi. Il fallo è di Elabab che a questo punto deve abbandonare la contesa. (10 secondi 4 decimi). Ljubenovic in lunetta, una delle ex di questa partita, segna il primo. Dunque un possesso ora di distanza tra le due formazioni, 50-47 che diventa 50-48. Time out anche per Fioretto, ovviamente non si lascia nulla di intentato. Questa situazione punto a punto nel finale di gara immagino venga accolto con soddisfazione dai due tecnici, perché consente di allenare in situazioni speciali, appunto finali punto a punto, rimesse, tutte situazioni da testare in vista della ripresa degli impegni ufficiali. Abbiamo detto Coppa Italia per il CUS 25 settembre a Moncalieri, partenza tosta contro le padrone di casa e battesimo di fuoco in campionato anche per la Techfind alla Spezia, e poi subito in casa qui la settimana dopo contro il CUS che dunque inaugurerà il proprio campionato con 2 derby, prima la Virtus e poi il San Salvatore. 10 secondi e 4, 2 punti di vantaggio, palla in mano per la Techfind. Francesca Mura a eseguire la rimessa. Granzotto qui rischia e infatti perde il possesso. Prosperi anticipa, poi l'ultima deviazione della 11 giallonera, con grande sorpresa dello staff tecnico del San Salvatore. Ride amaro Marta Granzotto, giocatrice arrivata da Alpo, per fare il suo contributo di esperienza al San Salvatore. Un plauso alla
rapidità di letture in precedenza per Giulia Prosperi, che è andata ad attaccare la linea di passaggio forte, è riuscita anche con un po' di fortuna a far carambolare il pallone sulle mani proprio di Marta Granzotto, e dunque ci sarà l'ultima opportunità offensiva per il Cus Cagliari per cercare di pareggiare questa partita o addirittura di sorpassarla, di sorpassare sul filo di lana. Prosperi, Ljubenovic, Striulli, Caldaro e Puggioni in campo, con Striulli che è la principale indiziata a prendere un tiro, ma attenzione a Puggioni che si porta già in angolo per un possibile scarico. Striulli sul blocco di Caldaro, va in mezzo, apre proprio in angolo da Puggioni, la stoppata incredibile di Granzotto che caccia il pallone fuori dal campo, andando a riscattarsi per il mezzo errore in precedenza, o meglio quella circostanza sfortunata che non le aveva permesso di ricevere sulla rimessa in attacco. Allora si resta sul 50-48, ma non è finita. 3 secondi e 3 decimi, ancora Prosperi sulla rimessa, stavolta nessun time out, riceve Striulli, il tiro dall'angolo con parabola e dentro. Striulli con il primo buzzer beater della stagione la pareggia a quota 50, e allora noi ci godiamo un supplementare molto molto interessante qui in via Vienna. Primo derby della stagione che non ha lesinato emozioni, nonostante la stanchezza, la difficoltà nel riprendere dopo mesi di inattività. Allora, ancora pubblicità e poi nuovamente su Directa Sport per i 5 minuti di overtime. Overtime al Palavienna nella sfida inaugurale del 10° Memorial Salvatore Saba. Striulli con un tiro in precario equilibrio. Lo scadere del cronometro dell'ultimo quarto ha ripreso la TechFind, allora 50 pari, si riparte. Sguardo anche alle statistiche con Marta Granzotto che è diventata anche lei miglior marcatrice della partita, anzi seconda miglior marcatrice della partita con Giulia Simioni con 13 punti. La migliore è diventata Ana Ljubenovic con 14 punti e 5 rimbalzi. Il San Salvatore che cerca di reagire immediatamente, trova il modo di realizzare, di riportarsi in vantaggio. Striulli dal palleggio, dall'altra parte contro Granzotto, riesce a batterla ma poi torna sulle sue tracce la giocatrice ex Alpo. Caldaro, spalle a canestro contro Pandori, a vantaggio di chili e centimetri ma fatica a sfruttarlo. Puggioni dentro, Ljubenovic, linea di fondo, Kutrupi va a chiudere, rischia qualcosa. Tra l'altro anche qui stava per scadere il cronometro dei 24 per l'attacco cussino. Fuori Puggioni, dentro Sayas. E terzo personale per Adriana Kutrupi. Dicevamo delle statistiche, 14 per Ljubenovic, 9 più 14 rimbalzi, dato da segnalare questo per Adriana Kutrupi, 11 rimbalzi difensivi, 3 offensivi nella sua partita, mentre Ljubenovic sbaglia il primo tiro libero. In doppia cifra c'è anche Striulli con 10 punti, 19 su 60 dal campo complessivo per il Cus, 20 su 54 invece per il San Salvatore, 25% da 3 punti per la compagine
Selargina, 33 per il Cus Cagliari con 4 su 12 complessivo. Non benissimo nemmeno i liberi, le due formazioni, 6 su 13 San Salvatore, 8 su 14 Cus. Simioni attaccata da Prosperi, mantiene vivo il palleggio, 2 secondi per il tiro, deve inventarsi qualcosa la giocatrice svizzera, va sul secondo ferro e poi esagera qui andando a commettere un fallo assolutamente ingenuo di pura frustrazione dopo l'errore. Regala 2 tiri liberi al Cus per il rammarico ovviamente di coach Fioretto, del suo assistente Filippo De Muro. Proverà ad approfittare della chance Federica Madeddu. Che in questa partita ha realizzato 8 punti con 6 rimbalzi, davvero contributo solido, concreto, maturo da parte sua. Secondo libero che va dentro, parità 52 al Palavienna. Primo minuto e mezzo del supplementare che non ha scalfito dunque in alcun modo l'equilibrio tra le due formazioni. Mura accoppiata con Saias, in punta c'è Granzotto, vuole mettere ordine nelle spaziature, prende il blocco di Pandori, va dentro Granzotto, no look, fuori Simioni da 3 punti, in ritmo da 3, gran giocata qui per la Techfind, assist al bacio di Granzotto, tripla di Simioni, top scorer della gara a questo punto con 16 personali. Striulli e poi Prosperi ci prova anche lei da 3, la mette. Gara che sta diventando davvero molto piacevole e altrettanto avvincente, pari a 55. Mentre alla prima pausa cercheremo di andare a vedere il dato degli assist anche di Marta Granzotto, palleggio, arresto e tiro morbidissimo. Qui dopo il gioco a 2 con Cutrupi, preziosa anche come bloccante in varie situazioni tattiche. Più 2 in favore di chi difende. Prosperi, post basso per Ljubenovic contro Cutrupi, semigancio vincente Anna Ljubenovic. Ora non si sbaglia più praticamente da una parte e dall'altra, attenzione perché per un istante Prosperi si era persa a Mura, ora chiamata però a sistemare l'attacco della Techfind. Simioni, è pronto il blocco di Cutrupi, passa dietro Saias che si riaccoppia con l'avversaria diretta. Pandori a bloccare per Granzotto, alza la mano Madeddu e la induce in qualche modo nell'errore, altro rimbalzo, il 7° della sua partita, e poi Striulli con calma, il Cus ha il possesso del possibile controsorpasso, 1,50 da giocare nel overtime, 10° Memorial Saba, sfida d'apertura da 3 punti, ancora Prosperi perché Mura era caduta per terra, poi Ljubenovic che è furba, fa carambolare il pallone addosso all'avversaria e guadagna una rimessa che consente al Cus di restare in attacco con 3 secondi per il tiro. Striulli sulla rimessa, si apre Ljubenovic, palla dentro, ottima per Prosperi che però sbaglia, Madeddu non riesce a metterci una pezza e parte il contropiede di Granzotto. Deve proteggersi, affidare allora il pallone nelle mani di Giulia Simioni. 1,18. Simioni vuole lavorare con Cutrupi, prova ad aprirsi il corridoio di penetrazione verso destra, subisce il fallo di Ljubenovic, cercava il pallone senza trovarlo, 4° anche per Ljubenovic. E Granzotto a rapporto da Fioretto per un time out individuale. Simioni che sbaglia il primo tiro libero, classe 93, nativa di Muralto in Svizzera, passato a Bellinzona, poi NCAA con la New Mexico Highlands University, quindi trascorsi lunghi in Inghilterra con le Newcastle Eagles, massima divisione del campionato britannico. Parità 57, Simioni dunque non è riuscita a sfruttare l'opportunità a cronometro fermo
consegnato per Prosperi, altro end off, stavolta Striulli che prova a incunearsi negli spazi angusti della difesa del San Salvatore. Transizione, anzi contropiede quasi solitario per Granzotto, errore da matita blu soprattutto per una giocatrice esperta come Marta Granzotto. 40 secondi, Saias, c'è odore di secondo overtime, qui sbaglia Ljubenovic, chiede un contatto, qui forse non aveva neanche tutti i torti, ha rischiato qualcosa la Techfind. Simioni riapre non benissimo, ma in qualche modo Kutrupi congela il possesso delle giallonere che possono ragionare. 20 secondi, 8 per il tiro, invece Granzotto va in angolo da Simioni, a rischio infrazione di passi, infatti giustamente ravvisa il signor Rudellat. Time out Cus Cagliari a 13 secondi e 4 decimi al termine dell'overtime. Vedremo un po' come verrà gestito questo finale in circostanze non troppo diverse in precedenza. Ricorderete prima la stoppata pazzesca di Granzotto, una veloce di stampo pallavolistico sul tentativo di Puggioni. Sembravano ridotte al lumicino le speranze del Cus di riprenderla, invece ci ha pensato, come spesso accade, Erika Striulli in una situazione molto complicata, con la marcatrice attaccata addosso. Ha pescato una parabola che ha permesso dunque alla squadra di Sciascia di raggiungere questo supplementare. Le due squadre sono andate a braccetto anche negli ultimi 5 minuti e ora vedremo chi avrà la meglio, se ci sarà bisogno di un ulteriore overtime. L'uscita dal blocco di Striulli, 10 secondi ora al termine. Uno sguardo al cronometro per il capitano del Cus Cagliari, mentre Ljubenovic si alza per bloccare. Battuta Granzotto che era andata sul lato destro. Prosperi da 3 punti, lunghissimo il rimbalzo e di Giulia Simioni, e allora termina anche l'overtime senza che ci sia un vincitore in questa sfida. Si andrà con il secondo tempo supplementare qui al Palavienna. Altra pausa, rifiatiamo e poi torniamo ancora in diretta su Directa Sport. Ed eccoci ancora, secondo supplementare, con la condizione fisica messa a dura prova subito a questo punto le due squadre, tanto per gradire 50 minuti almeno di gara qui al Palavienna. Al di là poi dell'esito, il risultato conta fino a un certo punto. Insomma, entrambi gli allenatori vogliono un po' dosare gli sforzi a questo punto, soprattutto il Cus che ha alle porte gli impegni più immediati con la Coppa Italia che incombe, e Cus che ha già registrato purtroppo l'infortunio di Rachele Niola, un problema alla caviglia sinistra che si è procurata in circostanze assolutamente sfortunate, poggiando male appunto la caviglia in un'azione difensiva. Speriamo davvero che si sia trattato solo di un brutto spavento per lei, perché
possa essere a disposizione già per la Coppa Italia. Mentre Striulli, dopo aver subito il fallo, si è presentato in lunetta, primo libero sbagliato. Poi altra chance per la giocatrice veneta, il secondo libero va dentro. Vantaggio Cus, mentre torna Silvia Ceccarelli nella partita. Altro recap statistico, 16 punti per Simioni e 15 per Granzotto nelle fila della TechFind, con Granzotto che ha tirato con 6 su 9 da 2 punti, 1 su 5 da 3 in totale, 7 su 14 dal campo, 50%. Dall'altra parte sono diventati 17 i punti di Ana Ljubenovic con 5 rimbalzi. Ancora non è riuscita ad agguantare la doppia. Adriana Cutrupi con 9 punti e 14 rimbalzi. Intanto Martina Pandori, altro saggio di talento e personalità, con questo tiro piazzato che permette alla TechFind di controsorpassare il Cus. 5-9, 5-8 in favore di chi difende. Prosperi. Sayas parte verso sinistra, contiene ancora la TechFind, protegge l'area da 3 punti, errore per Ljubenovic e poi Granzotto prova a far correre Ceccarelli dall'altra parte da 3 punti. Ceccarelli sul primo ferro e poi Striulli vuole lavorare con calma stavolta, meglio non esasperare i ritmi a questo punto, anche perché le gambe sono ovviamente affaticate. Pallone dentro, buono di Prosperi per Striulli, che però non ha lo spazio per tirare. Allora si torna fuori da Ljubenovic, ancora Striulli, 3 secondi per tirare. Striulli va verso destra, palleggio, arresto e tiro con errore, rimbalzo portato giù da Simioni. Con calma Simioni attende l'arrivo di Granzotto, blocca Cutrupi per Ceccarelli, aveva capito tutto in anticipo. Prosperi che ha sporcato la linea di passaggio ed è stata la giocatrice della TechFind peraltro anche l'ultima a deviare. Allora la rimessa per il Cus. Prima della ripresa del gioco va asciugato il parquet. Se ne occupa in prima persona Pandori. Prova a infondere grinta alla sua squadra coach Fioretto mentre riprende il gioco. Sayas, Ljubenovic, la finta e poi Madeddu ancora a campo per lei, per Sayas nei momenti cruciali della partita. Sayas si inventa anche un tiro interessante ma non trova fortuna e poi sugli sviluppi possesso assegnato alla TechFind. 2,51, un punto di vantaggio per chi attacca. Giulia Simioni, poi Granzotto accenna il taglio a Ricciolo Ceccarelli che poi desiste, blocca Cutrupi, ribaltamento per Ceccarelli contro Madeddu, si sposta e poi prende il tiro da 3, lo sbaglia Silvia Ceccarelli. Riparte Striulli dall'altra parte, Ljubenovic, il taglio di Madeddu, qui forse c'erano gli estremi per un fallo, fatto cenno di no col capo signor Rudellat, posizionato a fondo campo, ha protestato. Poi Erika Striulli a disposizione, comunque rimessa dal fondo il Cuscagliari, riuscita di Ljubenovic e poi Striulli. Ora la partenza contro Granzotto, spende il fallo, segna tenendo il contatto Striulli, potenziale gioco da 3 punti per il capitano del Cus che ha sposato la causa in maniera totale. Istruttrice cinofila Striulli. Trovato stabilità dal punto di vista personale qui a Cagliari, quella che le era mancata nell'esperienza prestigiosa ma per lei poco felice nel vero senso della parola a Lucca.
Segnato anche il libero supplementare, la trascinatrice delle universitarie. 61-59, ultimi 2 minuti di partita. Simioni va dentro, arriva Ljubenovic però per la stoppata, allora deve scaricare, sbaglia Pandori. Buona giocata difensiva di Madeddu. 1:48, si sposta Puggioni che va a bloccare per Madeddu, a sua volta il blocco per Striulli che esce da quest'altra parte e riceve il passaggio consegnato. Il tiro dalla media è sbagliato da parte di Striulli, ancora una volta scadeva il cronometro dei 24. Rimbalzo di Ljubenovic da terra, poi non riesce a concludere in maniera vincente Madeddu. 1:20, Granzotto, un'occhiata al cronometro, il blocco di Kutrupi per il pick and roll, riesce a sporcare il pallone con grande tempismo Ljubenovic, mentre sta per arrivare verosimilmente un time out per il San Salvatore. Ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Prosperi, il tiro di Prosperi, errore, pallone sul ferro e poi Simioni per provare a pareggiarla, va a infrangersi sul muro difensivo eretto da Ljubenovic. Il fallo però è della difesa, secondo la lettura arbitrale dovrebbe essere il quinto di Ljubenovic. Vediamo un po', è così, quinto di Ljubenovic che esce dalla partita. Torna Eugenia Caldaro per il CUS. Con mestiere Ljubenovic attendeva Simioni sotto canestro, in qualche modo però a play originaria di Muralto in Svizzera è riuscita a prendersi il fallo. -1, San Salvatore 61-60, che diventa 61 pari, 43 secondi e 7. Al palleggio Striulli, Prosperi e poi Federica Madeddu, uscita dal blocco di Puggioni, fa vedere Caldaro che non può ricevere. Striulli prende il blocco di Caldaro, va verso sinistra, sfida Kutrupi che riesce in qualche modo a sporcargli il pallone. Chiamata di palla contesa e stavolta la freccia indica la direzione d'attacco della Techfind. Time out Fioretto, 21 secondi e 4 al termine. Come detto 61 pari, stavolta la chance per provare a vincerla ce l'ha il San Salvatore. Noi rifiatiamo qualche istante, poi torniamo in diretta per vivere le ultime fasi del secondo overtime. Eccoci allora, 21 secondi, 4 decimi. Ceccarelli, Simioni, Kutrupi, Pandori e Granzotto. Queste le 5 di Fioretto per provare a vincere questo primo derby stagionale al Memorial Saba. Striulli che mette tantissima pressione a Simioni, le sporca anche il pallone, chiede l'infrazione di campo, non la ottiene. 15 secondi, ancora il pallone consegnato per Simioni, accoppiata con Caldaro, la partenza in palleggio, pallone schiacciato fuori, Kutrupi, extra pass, il ritmo, Granzotto da 3, primo ferro e poi Puggioni a rimbalzo, 3 secondi e mezzo. Striulli prova a prendere quantomeno la preghiera, Striulli che alza questa parabola. Non si può ancora andare a casa perché ci sarà bisogno di un terzo overtime qui al Palavienna per stabilire chi vincerà la sfida inaugurale del 10° Memorial Saba. Ancora pubblicità e poi nuovamente in diretta su Directa Sport.
Terzo overtime, allora al Palavienna incombe lo spettro, tra virgolette, della gara con San Giovanni Valdarno, quasi un record per il CUS, 4 supplementari in una gara epica in cui Erika Striulli fu la grande protagonista. E senz'altro la tenuta fisica sarà messa a dura prova, anche se i due tecnici sono stati molto bravi nel centellinare lo sforzo. Si inizia subito con il tiro da 2 punti a segno per Striulli, riporta avanti la sua squadra 63-61. Granzotto attacca subito il ferro, lascia andare un tiro morbido però rifiutato dal canestro. Sugli sviluppi la rimessa viene assegnata dagli arbitri alla Techfind ancora. Granzotto attende Simioni e poi Ceccarelli, circola il pallone sul perimetro a beneficio stavolta di Marta Granzotto. Il blocco di Cutrupi che poi prova a prendere posizione in post, non c'è sbocco in questo caso. Pandori allora prova la penetrazione, sbaglia, scade il cronometro di 24, rimessa per il CUS Cagliari. Rimessa che sarà affidata ad Arianna Puggioni. Out Ljubenovic per 5 falli in casa CUS. Dall'altra parte non c'è Munia e la Bab per lo stesso motivo, e ricordiamo che la Techfind deve rinunciare per questa gara Giulia Manzotti, vittima di qualche risentimento al ginocchio, fuori e comunque solo in via precauzionale. Petrova intanto sfortunata con la conclusione dai 6-75. La rimessa qui viene assegnata dal signor Rudellat al CUS per le proteste dall'altra parte della Techfind. Arbitro esperto, il signor Rudellat, abituato anche a palcoscenici importanti pure nell'ambito maschile. Striulli, 5 secondi per il tiro, fallo di Pandori che allunga la mano sul polso della giocatrice avversaria. Quarto personale per la classe 2003 della Techfind. Lunetta per Striulli, classe 90 per lei, esordio in A1 la maglia del CUS Cagliari nel 2012-2013. lo scorso anno ha chiuso a circa 18 di media, era ripartita in maniera interessante dopo un lungo e probante infortunio alla schiena. Si propone di essere ancora la grande trascinatrice del CUS. Striulli che confeziona il +4 per la squadra universitaria. Ceccarelli per Cutrupi, linea di fondo, sbaglia Cutrupi. C'era anche qui il fallo di Arianna Puggioni, forse, anzi di Alexandra Petrova, con Puggioni che in una prima circostanza si accusava del fallo. 3 per Petrova. Cutrupi in lunetta. Classe 96, con trascorsi anche in A1 un po' più lontani rispetto agli ultimi, con Battipaglia. 3-17 e un possesso pieno di vantaggio per il CUS qui. Passi per Sayas, mezzo passo in più forse prima dello scarico, la riapertura fuori all'indirizzo della compagna, tutt'altro che convinta la giovane playmaker del CUS Cagliari, che deve riprendere in consegna Giulia Simioni, mentre ora Striulli è sulle tracce di Granzotto. Altra interessante notazione tattica in vista degli ultimi 3 minuti di gara. Spalle a canestro Ceccarelli, mismatch con Puggioni, poi perde il pallone Ceccarelli.
si arrabbia. Marta Granzotto con la compagna, ma anche un po' con il signor Curreli. Torna Prosperi per il CUS. Fuori Puggioni. Allora affidata la rimessa a Saias, quindi Prosperi subito la pressione ordita dal San Salvatore, ma ne esce con lucidità il CUS Cagliari. Ora Eugenia Caldaro, un'occhiata al piazzamento delle compagne. Striuli prova a prendere il centro dell'area, la finta, scarico fuori Prosperi, costretta a inseguire il pallone. 2,35, 4 per il tiro del CUS, scarico ottimo di Prosperi. Petrova ancora non è pronta con le mani sullo scarico, qualcosa da registrare per una bulgara classe 97 arrivata dalla A1, biennio a Torino per lei, ricordiamo, e poi formazione italiana conseguita grazie ai trascorsi con la Mercedes Alghero. Piccola nota curiosa, ha giocato anche con la canotta del San Salvatore Selargius, dei concentramenti giovanili. Intanto pesca la tripla Silvia Ceccarelli e pareggia i conti la Techfind da quota 65. 1,50 e vedremo se, come detto scherzosamente da Striuli prima dell'inizio di questo terzo overtime, si riuscirà a rinverdire la gara con San Giovanni Valdarno, vinta dal CUS dopo 4 overtime. Qui alla meglio la difesa dopo l'iniziativa di Prosperi. Rimessa per Silvia Ceccarelli, 1,37 al termine. Simioni. Striuli che va a seguire come un'ombra Marta Granzotto. Dentro il pallone profondo, interessante. Cutrupi si prende il fallo di Petrova in ritardo. Qui dopo il blocco ha cercato di recuperare, non in tempo utile però, e allora 2 liberi per Adriana Cutrupi. Quarto per Petrova. Liberi importanti dunque per Adriana Cutrupi. Non riesce a realizzare il primo tiro libero, nemmeno a sigillare con la doppia che meriterebbe assolutamente. Le manca solo un punto e non riesce a realizzarlo nemmeno in questa circostanza. Pari a 65. Ripetiamo ancora, Prosperi rischia perché perde un po' la maniglia sulla pressione avversaria, a registrare un po' il ball handling. Si riprende pian piano confidenza, lo abbiamo detto anche con questi aspetti del gioco, condizioni che non sono queste semplici da riprodurre in allenamento, con la pressione del risultato e soprattutto la pressione fisica, agonistica, talvolta anche rabbiosa da parte degli avversari. Errore qui sulla rimessa che mette in difficoltà Simioni. Saias prova ad approfittarne, Simioni è brava a mantenere la calma. 1,12 sul cronometro del terzo tempo supplementare. Marta Granzotto, la sua partenza in palleggio, la segue Striulli, il cambio di Petrova non aiutata in tempo utile, non riesce però Cutrupi a trovare un buon angolo per il tiro. La rimessa è per il CUS, fa cenno il signor Rudellat. Ultimo minuto del terzo supplementare, squadre ancora a braccetto sul 65 pari. Saias per Federica Maded, un pallone sparato addosso a Prosperi. Prima c'era il fallo di Ceccarelli. 2 liberi allora per Giulia Prosperi. Classe 97 per lei, prodotto
del florido vivaio del San Raffaele Roma. Scorso anno 11,2 punti, 5,3 rimbalzi, quasi 2 assist di media a partita. Ha sbagliato il primo e anche il secondo tiro libero. Ovviamente giocatrici appannate dalla stanchezza un po' in questo frangente. 40 secondi al termine. Granzotto si prende il blocco di Cutrupi, raccoglie il palleggio il San Salvatore che non riesce a costruire granché. Allora Simioni deve improvvisare, va in angolo Ceccarelli oltre il cronometro di 24 secondi, però sia il passaggio tra l'altro che il tiro ovviamente di Ceccarelli. Si arrabbia tanto l'allenatore della Techfind, Roberto Fioretto. Questa chance offensiva preziosa e non sfruttata a dovere da parte della sua squadra. Erika Striulli allora, ultimi 20 secondi del terzo overtime. Ragione a Striulli, può andare fino in fondo. Controllata da Marta Granzotto, arriva il blocco di Madeddu. Striulli stavolta sulle sue tracce, c'è Pandori, palleggio, arresto e tiro dentro. Ancora Erika Striulli, più 2 Cus Cagliari, 1 secondo e 7 decimi al termine. Quando il pallone diventa pesante, il Cus lo affida ovviamente nelle mani del capitano che raramente delude. Altro canestro quasi a fil di sirena, il precedente era un vero e proprio buzzer beater. Qui c'è ancora 1 secondo e 7 per le speranze del San Salvatore, che vuole evitare la beffa. San Salvatore che al termine del tempo regolamentare sembrava avere un po' la partita in pugno. San Salvatore che aveva iniziato così questa partita, aveva poi ribaltato l'inerzia prendendosi la testa del punteggio nel terzo quarto. Poi grandissimo equilibrio. Vedremo se qualcuno riesce a tirar fuori la giocata allo scadere, fare i puntati, immaginiamo su Marta Granzotto, ma tante sono le soluzioni possibili. Anche Simioni ha dimostrato di avere mano calda. Si può cercare magari di andare un altro tipo di giocata subito vicino a canestro dalle parti di Cutrupi, è l'unica lunga nel quintetto della Techfind ovviamente in questo schieramento. La rimessa di Ceccarelli subito, Granzotto sbaglia, allora finisce qui il primo derby della stagione. Il basket femminile sardo se lo aggiudica il Cus Cagliari, che dopo ben 3 tempi supplementari batte la Techfind San Salvatore 67-65. Questo è il punteggio finale di una gara che comunque ci ha regalato dei buoni spunti, delle buone indicazioni in vista degli impegni ufficiali. Noi ci fermiamo, ma solo per qualche istante, perché cercheremo di raccogliere le interviste con i 2 tecnici. Dunque restate con noi su Directa Sport. Dopo 3 tempi supplementari ha avuto la meglio il Cus Cagliari. Coach Federico Sciascia cosa ci ha detto questa partita? Una maratona di basket lunghissima che forse avresti anche evitato, immagino, quantomeno in questi termini, però insomma ci sono stati dei segnali interessanti. No, sì, avrei evitato, ti dico la verità, perché comunque uno dei miei target era la rotazione, non stare troppo in campo. Con 3 supplementari è diventato difficile, poi l'infortunio a Rachele, che è una delle note dolenti di questa partita. Adesso speriamo che non sia anche grave, però la distorsione l'ha avuta. No, sono abbastanza soddisfatto, molte cose le facciamo già molto bene, la tenuta non è quella di una partita, insomma, siamo consapevoli di questo, insomma, ci siamo divertiti alla fine, abbiamo provato a vincere come se fosse una partita vera di campionato. A che punto sono le nuove Prosperi e Petrova? Prosperi è cresciuta nel finale, Petrova forse deve ancora un po' entrare al meglio nei meccanismi di squadra. Sì, chiaramente il compito più difficile oggi ce l'avevano loro, perché devono entrare in un meccanismo ormai oliato, rodato, devono capire ancora molte cose. Siamo appena alla 3ª settimana e mezzo di lavoro. Credo che faranno bene. Poi Giulia ha avuto anche un problemino fisico, quindi
ha avuto anche qualche stop durante queste 3 settimane e Alexandra sta andando molto bene. Ci vuole tempo per inserirle. Siamo fiduciosi, quindi molto fiduciosi. Striuli la conosciamo, ti propongo un altro spunto secondo me interessante di questa partita. Federica Madeddu sempre con maggiore personalità, quasi in doppia, sembra quasi una veterana ormai. No, ma Federica è una giocatrice di Serie A ormai qualificata, se possiamo dirla così, può migliorare ancora tanto, ha dei margini di miglioramento interessantissimi, si deve applicare molto in questo, lo sta facendo, ma tutte le giovani, anche Sara adesso ha questo occhialino che un po' la limita in alcune cose perché ha avuto una cheratite, aspettiamo Valentina, insomma il nostro progetto come prosegue. So che è presto, però hai già qualche sensazione sull'infortunio di Rachele, che tra l'altro è avvenuto proprio davanti a te, insomma. Sì, una distorsione brutta alla caviglia di sicuro. Grazie mille coach Sciascia, noi ci fermiamo ancora, poi avremo al nostro microfono Roberto Fioretto, tecnico della Techfind San Salvatore. Eccoci coach Fioretto, siamo in diretta, non vi ha sorriso il risultato, però al di là di questo aspetto che è relativo, insomma, a questo punto della stagione, che indicazioni ti ha dato la squadra oggi? No, le indicazioni sono sicuramente positive, è un momento dove abbiamo dei carichi di lavoro molto intensi, la partita è stata decisa da episodi, per cui insomma, ci possiamo ritenere soddisfatti per una squadra che si sta compattando adesso, nel senso che sono arrivate molte giocatrici, quindi stiamo cercando di creare il gruppo e quindi in questo momento loro che da questo punto di vista sono un pochino più avanti, è logico che hanno avuto un po' un risultato favorevole. A che punto è la ricerca dell'amalgama di squadra secondo te quando mancano circa 2 settimane all'inizio degli impegni ufficiali? No, siamo messi bene, cioè la squadra sta lavorando bene, le ragazze stanno cercando di collaborare, di trovarsi in campo, ci sono diverse cose che dobbiamo ancora migliorare perché abbiamo ancora 2 settimane, quindi ripeto adesso i carichi di lavoro ci stanno impedendo di avere quella brillantezza che ci possa consentire di arrivare un attimo prima o trovare una soluzione un attimo prima, però è normale in questo momento della stagione, per cui insomma, siamo serenissimi. Qualche spunto all'interno della partita, dovevamo scoprire Simioni e oggi ci ha fatto vedere di essere una giocatrice interessante a questo livello, e poi la personalità di Martina Pandori, classe 2003, andava sempre dentro a prendersi dei falli, insomma una prestazione incoraggiante da parte sua che può essere anche un buon viatico per le altre giovani del roster. No, certo, anche noi eravamo tra virgolette un po' curiosi di vedere all'opera una partita ufficiale le ragazze che in allenamento stavano giocando molto bene, insomma Giulia Simioni insomma, stava facendo vedere che ha una capacità tecniche molto importanti, fisiche altrettanto, quindi eravamo curiosi di vedere tra virgolette, le nuove all'opera nella partita ufficiale, quindi questo mi ha soddisfatto perché anche Marta Granzotto insomma, a un certo momento si è preso un po' la squadra sulle spalle, ci ha rimesso in partita, ci ha fatto andare avanti, quindi è stato positiva. Martina è una ragazza che sta lavorando benissimo, caratterialmente molto forte, quindi è una ragazza sulla quale contiamo molto. Mi dispiace oggi che non abbiamo avuto anche Muriel Labab che ha fatto dei falli così un po' troppa voglia di dimostrare. Certo, sicuramente era molto vogliosa di mettersi in luce, questo un po' l'ha tradita, insomma, è una giocatrice dalla quale ci aspettiamo molto, per cui la sua mancanza si è fatta sicuramente sentire nel contesto della squadra. Situazione di Manzotti invece? Ma Manzotti ha avuto un piccolo problema che però sta recuperando, quindi insomma, l'abbiamo tenuta precauzionalmente ferma, ma non dovrebbe essere niente di che, insomma, anche lei dovrebbe rientrare velocemente nel gruppo. Grazie mille coach Fioretto, allora chiudiamo questa diretta dal Palaviena, grazie ad Andrea Farris per le immagini, per la collaborazione tecnica, da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento con i programmi di Directa Sport e rinnovo l'appuntamento per domani ore 19:30, va avanti la 10ª edizione del Memorial Saba con il derby cagliaritano tra CUS e Virtus. A domani.